Grazie per la presentazione, buongiorno a tutti e a tutti, un ringraziamento agli organizzatori di questo festival per l'invito graditissimo ad essere con voi questa mattina a parlarvi di un tema molto importante. Un grazie a voi che siete presenti perché in una giornata di sole con tanti eventi concomitanti, quindi apprezzo particolarmente che abbiate voluto essere qui con me per condividere qualche riflessione che vi voglio portare. Certamente la guerra in Ucraina in questi 3 anni ha sollecitato un grandissimo dibattito in seno alla comunità dei giuristi, in particolare nell'ambito della dottrina costituzionalistica e internazionalistica, ma non solo. Ovviamente il tempo che ho a disposizione non mi consentirà di entrare in tutte le posizioni del dibattito, né ho la pretesa di farlo perché mi voglio concentrare soprattutto, come è stato detto, sulla genesi, sul significato dell'articolo 11 della Costituzione. Inoltre, come avete sentito, la mia formazione è di giuslavorista, quindi potreste chiedervi come mai una giurista del lavoro chiamata a parlare di questi temi. Beh, da un lato io alle spalle ho in realtà una formazione internazionalistica di partenza, perché mi sono laureata all'Università di Padova in diritto internazionale e poi negli anni immediatamente successivi ho approfondito le materie internazionalistiche, studiando anche in una sessione estiva all'Accademia di diritto internazionale dell'AIA nei Paesi Bassi. Quindi ho quella formazione e per me è stato quasi naturale a un certo punto passare dal tema della tutela dei diritti fondamentali a quello della tutela dei diritti sociali nel lavoro, quindi lo vedo come un percorso lineare. Però la mia formazione di partenza da internazionalista ha fatto sì che io abbia continuato a coltivare l'interesse anche per temi di natura più propriamente internazionalistica, anche semplicemente come cittadina, come attivista in varie associazioni. Voglio ricordare almeno la mia militanza in Amnesty International, che ormai è prossima al 45esimo anno ininterrotto, perché ero una ragazzina quando ho iniziato a occuparmi con quell'associazione di diritti umani. Certamente, quindi, detto questo sul perché in qualche modo sono qui, va anche detto che gli eventi appunto di questi ultimi anni ci interrogano tutti in modo profondo e hanno posto in particolare ai giuristi, non solo ai giuristi, ma ai giuristi per la loro formazione certamente, una serie innanzitutto di interrogativi di partenza che io condivido con voi. Da un lato un tema importante che mi sembra ci pongano le vicende del conflitto in Ucraina, ma anche quanto sta succedendo, terribile, nella striscia di Gaza, il problema della salvaguardia, no, in uno Stato democratico, della libertà di critica a fronte di accuse generalizzate o di putinismo o per contro di antisemitismo, per chi sceglie delle posizioni che possono essere diverse, quindi cerca di richiamare a un tema di mantenimento della pace, quindi cerca un attimo di allontanarsi, no, da questo richiamo comunque alle armi come soluzione del conflitto, e quindi magari da un lato solleva critiche anche contro la NATO, dall'altro le solleva contro il governo israeliano, ma ci rendiamo conto che è molto difficile non tenere questa posizione in un momento in cui viene chiesto di schierarsi in modo deciso. Secondo elemento, e arriviamo appunto al punto specifico di quello che voglio condividere con voi, le vicende che stiamo vivendo pongono in modo molto forte la questione della tenuta in un mondo molto diverso da quello nel quale la norma venne elaborata ed adottata, la tenuta ed il rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della nostra Costituzione. Articolo 11 che, lo ricordo, sta nella primissima parte del testo costituzionale, quindi sta tra i principi fondamentali della nostra Repubblica, quindi viene individuato anche come principio fondativo. Questa norma nei suoi contenuti è ancora attuale? Dobbiamo ritenerla invece superata? Dobbiamo ritenere che necessiti di manutenzioni più o meno forti? Dobbiamo anche pensare che questa è una norma che ha iniziato a vivere, ad operare, prima che poi si delineassero tanti ulteriori scenari, no, a livello internazionale in cui il nostro paese è coinvolto, a partire dall'appartenenza alla NATO, ma poi per poi passare anche all'appartenenza alle istituzioni
euro-unitarie, quindi al contesto della Comunità Economica Europea e poi dell'Unione Europea. È una norma in questo contesto mutato che vede vincoli non ulteriori per l'Italia, penso appunto a quelli legati all'appartenenza alla NATO ancora attuale, che possiamo ancora valorizzare positivamente. Ecco, queste sono un po' le domande, no, che mi pongo, che vi pongo e su cui vorrò in qualche modo ragionare. Proprio per questo, per queste ragioni, penso che sia estremamente importante riflettere un attimo sulla genesi, sui dibattiti, sui punti focali di questa norma così importante della nostra Costituzione e andare a vedere se poi i contenuti siano adeguati ad affrontare anche le crisi che abbiamo di fronte. Ovviamente, come mi hanno insegnato ai tempi dell'università e poi della pratica forense, un motto era prima il testo, poi la testa. Quindi dobbiamo partire dal richiamo, dalla lettura dell'articolo, che è una norma non particolarmente lunga, anzi molto concentrata, in fondo poche righe di testo, ma estremamente densa e con una struttura anche particolare rispetto a norme altre della nostra Costituzione, su cui mi soffermerò tra un istante. Cosa dice l'articolo 11? Beh, l'articolo 11 ci dice l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e c'è un punto e virgola, consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, secondo punto e virgola, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Quindi una norma relativamente breve, ma come capite subito estremamente densa di significati, perché esprime diversi principi che si tratta quindi di collocare, di vedere come leggere, come siano collegati tra di loro. E per fornire un'esegesi di questa norma, seppure nel tempo limitato che abbiamo a disposizione, inizialmente però è importante partire dal contesto, cioè dal contesto nel quale i padri e le madri costituenti si trovarono ad operare tra il giugno del 46 e il dicembre del 47, cosa avevano alle spalle, cosa si trovavano davanti in quegli anni. Allora qui mi sembra interessante, me la sono portata, ricordare qualche passaggio, alcune parole pronunciate da quello che allora era il leader del Partito Comunista Italiano in una seduta appunto della Costituente del 24 gennaio 1947, in cui si parlava proprio di queste questioni. Cosa diceva Togliatti? Diceva così: in particolare, il principio della rinuncia alla guerra come strumento di politica offensiva e di conquista, oltre il fatto che è compreso in tutte le Costituzioni, deve essere sancito nella Costituzione italiana per un motivo speciale interno, quale opposizione, cioè, alla guerra che ha rovinato la nazione. Molto semplice, molto chiaro. In effetti i nostri costituenti questo avevano di fronte: un paese che era uscito devastato dal conflitto, un paese che aveva vissuto in molte sue aree sofferenze indicibili durante la guerra di liberazione, e un paese che nel 1946, scegliendo la Repubblica, aveva anche pronunciato un giudizio storico, no, nei confronti della postura della monarchia, nei confronti del fascismo, di quello che era successo durante il ventennio, ma soprattutto erano le sofferenze, le devastazioni della guerra, le morti, i lutti, quello che si aveva ancora di fronte, le città ancora in gran parte da ricostruire, soprattutto al nord. Quindi è chiaro che in quel contesto storico lì il tema della guerra era anche un tema che richiamava qualcosa che doveva essere lasciato assolutamente alle spalle, no? Con un ripudio totale di un passato che era stato nazionalista e guerrafondaio, perché non c'erano state solo gli episodi, no, di aggressione legati al secondo conflitto mondiale, le varie dichiarazioni di guerra, la Francia, la Grecia, l'Albania, la Russia, ma c'era stato anche il pregresso, quindi le guerre coloniali, l'Africa, le stragi anche di civili in quel contesto. Quindi
il contesto storico richiamava fortemente a questo, ed è importante vedere che in sede di assemblea costituente non ci furono sostanzialmente pareri o interventi significativamente contrari, no? Si discusse però molto sulle parole da usare, le parole da adottare, e anche sulla struttura, cioè come collocare, quali passaggi inserire in questa norma. Prima di vedere proprio l'utilizzo delle parole, vi richiamo ad un'altra questione che è stata a lungo al centro del dibattito, che ancora adesso in fondo vede delle posizioni in parte diverse dai costituzionalisti, tra i costituzionalisti. Vi dicevo che questa norma ha questa struttura molto particolare rispetto ad altre, dà la sensazione di passaggi armonicamente unitari, no? Da un periodo all'altro. Perché? Perché abbiamo le frasi, i tre principi che poi vediamo espressi, inframmezzati da un punto e virgola, non da un punto, non c'è una cesura netta. Quindi la sensazione è che i padri e le madri costituenti abbiano voluto disegnare ed affidarci qualcosa di unitario, un testo che va letto come una sorta di tutto unitario, va letto in modo olistico, senza passaggi o cesure dall'uno all'altro, all'altra frase che troviamo. Invece ci sono altre posizioni nella dottrina costituzionalistica che valutano il postulato iniziale, quindi quello legato al ripudio della guerra, come poi completato da affermazioni successive che vanno intese come deroghe o eccezioni. Io vi dico subito che personalmente propendo decisamente per la dottrina che riconosce e afferma l'unitarietà della disposizione, quindi la leggo in modo unitario, non solo per le ragioni formali che vi ho detto, cioè per il modo in per come è scritta, ma anche perché mi sembra che la norma disegni una sequenza estremamente chiara, che prevede inizialmente un obbligo d'astensione, il ripudio della guerra, poi un'autorizzazione ad un'ablazione, cioè ad una cessione di sovranità, e infine un obbligo di fare, no, la promozione delle organizzazioni internazionali, l'attivazione per promuovere le organizzazioni internazionali. Quindi le differenti proposizioni appaiono, a mio parere, collegate in modo estremamente forte. E in questo senso appunto la scelta della punteggiatura, che non è casuale, non è mai casuale, nei testi giuridici ci viene sempre insegnato fin dal primo anno di università che anche le virgole hanno un senso importante, quindi il senso anche, no, dell'utilizzo di questa punteggiatura del punto e virgola, non della cesura del punto tra un passaggio e un altro, è stato spesso sottolineato dai commentatori. Io mi trovo perfettamente d'accordo nel ritenerlo un altro elemento, no, che valorizza questa lettura unitaria della disposizione, una sorta di climax, no, che procede dall'astensione, l'impegno, il fare poi concretamente sullo scenario internazionale, quindi una postura anche pro futuro da assumere da parte del Paese. Andiamo adesso a vedere le singole parti, no, della norma che abbiamo appena letto, e partiamo appunto dal discorso sul ripudio della guerra. L'Italia ripudia la guerra. La parola è molto forte e fu oggetto di dibattiti importanti in seno all'Assemblea Costituente, perché nel testo originario, in prima battuta, la parola scelta non era ripudia, era rinuncia, era una parola diversa. Alcuni avrebbero voluto usare condanna, quindi nel dibattito si discusse molto sul termine da utilizzare. Perché alla fine prevalse ripudio? Perché il ripudio sembrò decisamente più forte dell'utilizzo del termine rinuncia, perché se si parla di rinuncia giuridicamente sarebbe dire io sono titolare di un diritto del quale decido però di non valermi, decido di non utilizzare. Dire ripudio è diverso, perché ripudio esprime il rifiuto assoluto, il disgusto, se vogliamo, no, totale per lo strumento, il metterlo assolutamente fuori da ogni prospettiva. Anche la condanna appariva debole come termine, dire condanna alla guerra può presupporne però tutta una serie di varie deroghe e possibilità in cui invece questa condanna non ci sia. Quindi alla fine
La prevalenza condivisa del termine ripudio servì proprio a segnare questa cesura nettissima con il passato della neonata Repubblica e questa volontà di affermare una sorta di sottrazione di ogni valore giuridico allo strumento, la guerra, rendendolo sempre illecito in questa prospettiva. Quindi è uno strumento che dobbiamo ritenere illecito, antigiuridico e che solo in eccezionali, specifiche ipotesi, che sono quelle che emergono da un altro articolo della Costituzione, la difesa della patria come sacro dovere del cittadino, l'articolo 52, quindi la difesa verso la guerra di aggressione, può essere utilizzato, uno strumento che rimane illegittimo, antigiuridico, ma in quel caso lì c'è una legittima causa che ci consente l'utilizzo, ma solo in quel caso lì. Quindi questa affermazione, l'utilizzo della parola è estremamente importante e la norma in questo senso va appunto coordinata anche con l'articolo 52, no? Che chiama i cittadini a questo dovere di difesa della patria che a lungo, lo sappiamo, si esplicitava anche nell'obbligo del servizio militare per gli uomini, poi venuto meno come obbligo generalizzato con la legge del 2004, di cui tra l'altro quest'anno ricade il ventennale dalla prima applicazione perché la legge entrò in vigore il 1° gennaio del 2005, che soppresse l'obbligo generalizzato di servizio militare. Allora, questa affermazione così forte del ripudio, che ha la valenza che dicevo, non va però intesa come una scelta di totale neutralità. No? Su questo torneremo, quindi il tema della legittima difesa, perché rimane un apparato bellico che è legittimo, ma in funzione difensiva e dissuasiva, in quanto la guerra ripudiata è ben specificata proprio dalla norma costituzionale che abbiamo appena letto. Il ripudio tocca la guerra di aggressione e la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali. E questo secondo profilo è quello che oggi forse ci interroga maggiormente, ma non solo oggi, perché come dirò è un tema che ci ha posto problemi, e problemi che sono stati sollevati anche da più autori in dottrina, anche in passato, di fronte a un coinvolgimento dell'Italia, se lo ricorderete, in operazioni di vario tipo, a partire dall'utilizzo delle nostre basi, no, per i bombardamenti della Serbia, lo ricordate, la crisi del Kosovo, o anche la partecipazione alle vicende nell'area dell'Iraq, no, dell'Afghanistan, eccetera. Quindi questo secondo profilo, cioè quello della guerra ripudiata come strumento di soluzione, di risoluzione delle controversie internazionali, è forse quello che ci interroga di più. Questo per il momento è il primo profilo, la prima frase. Le limitazioni di sovranità. Abbiamo detto, no, che la norma, subito dopo aver espresso il ripudio della guerra, esprime l'impegno, la legittimazione dell'Italia a consentire in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie un ordinamento che assicuri pace e giustizia tra le nazioni, quindi il tema delle limitazioni di sovranità. La parola sovranità è al centro della nostra Costituzione fin dall'articolo 1, no? L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. E qui ritorna anche nell'articolo 11 il richiamo alla sovranità, inteso però come legittimazione ad una compressione della sovranità, ad una cessione della sovranità, che si può limitare con un obiettivo però che viene chiaramente specificato. L'obiettivo è quello di contribuire ad un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia. Qui c'è un richiamo interessante che si può fare, che qui mi sono portata un riferimento e volevo leggerlo, perché il tema della limitazione di sovranità è stato anch'esso un tema estremamente dibattuto
nell'ambito dell'Assemblea Costituente, e si poneva appunto il problema di a che condizioni. La cessione di sovranità è una questione importante, no? Quindi si tratta di capire a che condizioni uno Stato sovrano può accettare. E dal punto di vista del tema di cessioni di sovranità per un ordinamento sovranazionale che vada ad assicurare la pace, avevo portato un riferimento molto interessante che troviamo all'interno del manifesto di Ventotene, che già preconizzava, prima ovviamente del dibattito in Costituente, la possibilità di limitazioni di sovranità di questo tipo. Ovviamente gli estensori del manifesto di Ventotene avevano davanti, no, l'Europa preda del conflitto, ancora prima preda dei fascismi, quindi delle dittature, e all'interno del manifesto di Ventotene a un certo punto si può leggere proprio in chiave di ridimensionamento della sovranità degli Stati. La sovranità assoluta degli Stati nazionali ha portato alla volontà di dominio di ciascuno di essi, perché ciascuno si sente minacciato dalla potenza degli altri e considera suo spazio vitale territori sempre più vasti, che gli permettano di muoversi liberamente e di assicurarsi mezzi di esistenza, senza dipendere da alcuno. Questa volontà di dominio non potrebbe acquietarsi che nell'egemonia dello Stato più forte su tutti gli altri asserviti. Ovviamente gli estensori del manifesto avevano davanti agli occhi la realtà drammatica, no? Dell'Europa del tempo. Giustamente ponevano questo problema, poi sappiamo che loro lo ponevano anche in una logica che era quella di un progetto di possibile Stato federale europeo che avrebbe potuto aiutare proprio a superare questi egoismi, l'aggressività delle diverse nazioni, riportando un equilibrio. L'ho voluto citare anche perché del manifesto di Ventotene, anche di recente, no? Si è avuto modo di parlare, un testo che spesso viene citato, non da tutti viene letto, a volte viene letto per valorizzarne alcuni aspetti e non altri, estrapolando dal contesto storico, no, in cui è stato scritto. Noi un testo lo dobbiamo anche calare in quello che era il contesto del tempo e che erano le prospettive del tempo. Quindi qui già si poneva questo problema della limitazione possibile di sovranità, e questo tema viene ripreso dai costituenti, che pure ne discutono molto e che alla fine decidono di inserirlo in questa norma. Appunto, il ripudio della guerra fa seguito a questa possibile cessione di sovranità, però attenzione, a determinate condizioni. Quindi non è una cessione assoluta, è una cessione che chiama in gioco il principio di reciprocità anche tra gli stati, e che è finalizzata ad un obiettivo ben preciso: costruire un ordinamento sovranazionale che sia portatore poi di pace, di giustizia, no, tra le nazioni, che possa mantenere appunto un clima di pace. Quindi vediamo anche una certa cautela dei costituenti. Ammettono le limitazioni della sovranità, ma subito le circondano da condizioni, a determinate condizioni, no, dice la norma, e soprattutto le orientano ad un obiettivo ben preciso: la costruzione di un ordinamento internazionale che abbia quelle finalità. In quest'ottica si situa la terza parte della norma, la terza parte dell'articolo, cioè l'obiettivo della promozione delle organizzazioni internazionali. Qui il dibattito fu particolarmente acceso, anche qui sulle parole da usare, perché quando si discusse dell'ultimo alinea del nostro articolo 11, che ci dice, ve lo richiamo, promuove l'Italia, il soggetto, e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo, quindi a costruire quell'ordinamento di pace, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali. Anche qui il dibattito fu sull'utilizzo delle parole, che formula usare, quali organizzazioni internazionali evocare. E anche qui vi richiamo, proprio con le voci di alcuni costituenti, parte di questo dibattito, no, che si evince dalla lettura degli atti in Assemblea Costituente. Ad esempio, alcuni volevano che si facesse espresso riferimento a organizzazioni europee ed internazionali. C'è un bel intervento dell'onorevole Lusso
su questo, a cui replicò proprio in Costituente l'onorevole Moro, Aldo Moro, secondo cui sottolineò che dicendo internazionale si doveva ritenere già compresa ogni possibile ipotesi, quindi anche le organizzazioni europee. Altri, ad esempio l'onorevole Pieri, affermò che noi crediamo che l'ONU sia in grado di evitare la guerra fra le nazioni minori, ma non sia in grado di evitarla, scusatemi, mi sta scivolando il microfono, scusate, fra le nazioni maggiori, e che molto meglio servirebbe la causa della pace il movimento federalista europeo. Ovviamente lui lo guardava da questa prospettiva. Altra replica, onorevole Ruini, che replica questa presa di posizione: in questo momento storico un ordinamento internazionale può e deve andare anche oltre i confini d'Europa. Limitarsi a tali confini non è opportuno di fronte ad altri continenti come l'America che desiderano di partecipare alle organizzazioni internazionali. Questo richiamo non è indifferente, perché quello che si prospettava all'orizzonte era poi la costituzione, no, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e certamente il protagonismo di quella potenza, appunto gli Stati Uniti, potenza vincitrice della guerra nello scenario internazionale. Quindi anche qui il dibattito fu molto ampio. La formula scelta poi fu quella più ampia, cioè il richiamo alle organizzazioni internazionali, in modo da coprire sia le organizzazioni di livello globale, mondiale, come l'ONU, sia quelle regionali che successivamente in effetti sarebbero state costituite a partire dall'ambito comunitario europeo. In questo senso il terzo comma dell'articolo 11 ha avuto un ruolo anche importante, che qui vi voglio ricordare, voglio richiamare, nella valorizzazione proprio di quello che sarebbe stata la costruzione dell'edificio comunitario, perché la Corte Costituzionale è intervenuta negli anni più volte sottolineando la legittimazione delle importanti cessioni di sovranità al sistema della Comunità Economica Europea, quindi Comunità Europea, quindi Unione Europea, proprio viste come attivo ruolo dell'Italia nella costruzione di quel quadro internazionale di pace, di collaborazione voluto dalla terza parte, perché non possiamo parlare di terzo comma, dicevo la struttura unitaria, del nostro articolo 11. Quindi anche qui la scelta fu una scelta ampia, aperta della formulazione, che poi venne valorizzata molto anche da parte della Corte Costituzionale nel periodo successivo. E andiamo adesso alla attuale valenza della norma, ricostruirne così in modo veramente rapsodico, brevissimo, la genesi, il significato, la scelta delle parole, alcuni rapidi passaggi di un dibattito che è molto interessante, che chi volesse può peraltro recuperare, perché ormai con gli strumenti informatici anche sui siti istituzionali è possibile, no, ritrovare gli atti in assemblea costituente senza doversi recare in una biblioteca giuridica per leggerli, ed è un lavoro molto interessante, credo, da fare anche per noi cittadini, un buon esercizio che ci dice anche, poi ci lascia un po' di sconforto, perché vediamo la qualità di quel dibattito politico tra posizioni molto diverse. Lo sforzo di mediazione poi lo confrontiamo con la realtà odierna del dibattito politico odierno, un certo sconforto, no, emerge. Io poi che devo vivere immersa, no, tra passato e futuro, fare continuamente questi salti temporali, a volte questo sconforto lo vivo proprio in prima persona. Ma torniamo a noi. E vi dicevo, importante adesso, abbiamo visto la genesi, il significato che i costituenti vollero dare alle parole, la cura anche nella scelta delle parole, qualche riflessione doverosa sulle tensioni a cui oggi è sottoposta questa norma e sulla sua attualità. La postura dell'Italia, del nostro paese, in uno scenario geopolitico che è sempre più complesso ed in un quadro di trasformazione, ma io ormai direi di crisi conclamata del diritto internazionale classico, che la crisi in Ucraina, la crisi
a Gaza rendono drammaticamente evidente, non può che richiamare tutti noi, no? Una riflessione sull'attualità di questi principi espressi dal testo costituzionale. Peraltro va detto, rispetto a quello che avevano di fronte e su cui ragionavano i padri e le madri costituenti, oggi anche lo scenario bellico, la nozione di guerra stessa sono cambiati, no? Rispetto a quelli che avevano davanti, perché la guerra che avevano davanti i costituenti era una guerra che era fatta di armi pesanti, che era fatta di grandi eserciti, era fatta di scontri, ancora prima era fatta di trincee, era fatta di bombardamenti, era fatta. E noi oggi cosa vediamo? Certo, vediamo ancora anche tutto questo e lo vediamo in modo drammatico quotidianamente, ma vediamo anche tutta una serie di altri conflitti, guerre cosiddette a bassa intensità, guerre asimmetriche, operazioni qualificate in vario modo, peacekeeping, enforcement building, che hanno messo fortemente in tensione i principi dell'articolo 11, perché anche queste operazioni di mantenimento, ripristino, no, cosiddetto, della pace, come le abbiamo viste svolgersi dalla vicenda del Kosovo e della Serbia alla fine degli anni 90, passando per l'Iraq, passando per l'Afghanistan, qualche preoccupazione, qualche interrogativo ce lo pongono, credo, in modo importante, ci interrogano fortemente sulla tenuta dell'articolo 11. Basti pensare, appunto, e molti costituzionalisti che ragionano su questa norma evocano questo, proprio al bombardamento della NATO su Belgrado nel 99. Quello è stato un po' un punto di rottura ed è stato forse il momento, no, in cui si è iniziato a ragionare sulle tensioni a cui è sottoposto l'articolo 11, sull'attualità della norma e sul fatto se un intervento di quel tipo fosse o meno da ritenersi costituzionalmente coerente e legittimo, cosa che non tutti i giuristi costituzionalisti hanno ritenuto, stato anche alcuni hanno ritenuto che si fosse andati in qualche modo oltre. A Costituzione vigente, nel testo dell'articolo 11, se vogliamo essere aderenti al dettato costituzionale, l'Italia può solo difendere se stessa o un proprio formale alleato da una violazione dell'integrità territoriale, quindi la guerra difensiva. Perché dico formale alleato? Perché questo deriva dal vincolo che ha contratto l'Italia nel firmare il Trattato Nord Atlantico, quindi l'aderenza alla NATO. Quindi possiamo parlare di un utilizzo della guerra come legittima difesa, aggressione del territorio italiano o eventualmente soccorso, quindi legittima difesa collettiva nei confronti di un alleato, nei limiti però che sono disegnati dalla Carta delle Nazioni Unite e anche che sono disegnati dal Trattato sull'appartenenza alla NATO. Ma vicende appunto come quelle della Serbia del 1999 appaiono quantomeno borderline, a mio parere, per essere generosi. Io li mi schiero con la dottrina che è stata più critica al tempo. E certamente non appare coerente con il dettato costituzionale ogni pretesa di utilizzare la guerra, quindi l'azione bellica, in termini di legittima difesa preventiva, nella sciagurata dottrina Bush che ha portato poi al conflitto iracheno nel 2003 e a tutto quello che ne è conseguito, di cui successivamente si andò a ricercare una qualche forma, no, di copertura postuma nelle risoluzioni delle Nazioni Unite. Quindi anche bisogna stare molto attenti nel maneggiare questo concetto di legittima difesa, vuoi individuale, vuoi collettiva, appunto l'ambito della NATO ad esempio, perché anche qui, in questo caso, la dottrina internazionalistica
anche recente, ha sollevato tutta una serie di osservazioni e di perplessità sul fatto che dietro la nozione di legittima difesa, come ve l'ho espressa, si possa poi come dire, collocare, no, ogni forma di intervento bellico comunque portato avanti al di fuori del contesto nazionale. Quindi questo è il quadro. Di fronte quindi a questo quadro dobbiamo ritenere che l'articolo 11 sia ormai inadeguato? C'è anche chi ne auspica una modifica, la rimozione di alcuni vincoli. Io credo invece che noi dobbiamo ritornare fermamente all'origine, proprio guardando lo scenario che abbiamo intorno, a riconoscere a questa norma la valenza di principio fondamentale e a valorizzare quello che la norma ci chiede. Perché cosa chiede la norma al nostro Paese? Qual è la postura che la norma costituzionale chiede all'Italia, se non ci si trova di fronte ad una guerra di difesa del territorio nazionale da un'aggressione esterna? Beh, chiede uno sforzo strenuo proprio in quello scenario internazionale che la norma stessa disegna, con la cessione di sovranità agli organismi internazionali, con l'impegno all'interno delle organizzazioni internazionali. Per questo, a mio parere, non possiamo scindere la seconda e terza frase, no, della prima affermazione sul ripudio della guerra, perché per me qui c'è una continuità assolutamente logica. E allora chiave di volta del sistema, soprattutto in tempi difficili, perigliosi come sono questi, non può che essere un impegno fortissimo da portare avanti sul piano internazionale. Oggi nel dibattito molto spesso, politico più che giuridico, si torna a ripetere la vecchia massima, si vis pacem para bellum, però anche autorevoli costituzionalisti ci hanno di recente ricordato che forse dovremmo riorientare questo nostro pensiero e ragionare in termini di si vis pacem para pacem innanzitutto, valorizzando e non svalorizzando la dimensione internazionale, sia pure riconoscendone le debolezze, i limiti, la necessità di riforma. Perché quando si sceglie poi la strada delle armi, le logiche di riarmo, l'aumento delle spese militari, come dire, si entra in una deriva che poi progressivamente fa cadere anche alcuni tabù. Pensiamo ormai a come si parli comunemente, come in termini quasi di possibilità, no, di una guerra atomica, sia pure circoscritta. Cosa questo voglia dire poi è molto interessante, no? Dovremmo approfondire. Quindi mi sembrano molto validi i richiami di alcuni costituzionalisti che più volte si sono pronunciati, si sono espressi non solo nelle riviste scientifiche o nei loro lavori di ricerca, ma anche sulla stampa quotidiana, in dibattiti pubblici, che invitano a ripensare un diritto costituzionale per la pace, no? Un bello scritto di qualche tempo fa di Gaetano Azzariti che richiamava proprio questa necessità di tornare, proprio muovendo dal principio fondamentale, a ragionare di nuovo in termini di costruzione di un diritto costituzionale per la pace, ricordando anche come la pretesa difesa della democrazia in armi si pone poi alla base di tutte le guerre più recenti, no? Abbiamo visto quali sono le derive quando si parte da questo presupposto. E anche sotto questo profilo volevo riportare un'altra citazione che mi piace molto e che credo ci chiami a una riflessione profonda su quelle questioni, ed è quanto ha scritto Papa Francesco nell'ottobre del 2020 nell'enciclica Fratelli Tutti, ragionando proprio di questi temi. Scriveva Papa Francesco: bisogna assicurare il dominio incontrastato del diritto e l'infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici e all'arbitrato, come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera norma giuridica fondamentale. Voglio rilevare che i 75 anni delle Nazioni Unite e l'esperienza dei primi 20 anni di questo millennio, scriveva nel 2020, mostrano che la piena applicazione delle norme internazionali è realmente efficace, che il loro mancato adempimento è nocivo.
La Carta delle Nazioni Unite, rispettata e applicata con trasparenza e sincerità, è un punto di riferimento obbligatorio di giustizia, è un veicolo di pace. Certamente e realisticamente, continua il pontefice, ciò esige di non mascherare intenzioni illegittime e di non porre gli interessi particolari di un paese o di un gruppo al di sopra del bene comune mondiale. E concludeva in modo ancora più forte: se la norma viene considerata uno strumento a cui ricorrere quando risulta favorevole e da eludere quando non lo è, si scatenano forze incontrollabili che danneggiano gravemente la società, i più deboli, la fraternità, l'ambiente e i beni culturali, con perdite irrecuperabili per la comunità globale. È così che facilmente si opta per la guerra, avanzando ogni tipo di scuse apparentemente umanitarie, difensive e preventive, ricorrendo anche alla manipolazione dell'informazione. Di fatto, negli ultimi anni, tutte le guerre hanno preteso di avere una giustificazione. Questo monito che il pontefice ha portato avanti, direi, fino al suo ultimo giorno di vita, ripetendolo continuamente, richiamando continuamente alla responsabilità internazionale, direi che dovrebbe diventare un po' la stella polare di tutti, e non si ritenga che sia utopistico questo o che sia comunque necessario, no? Il ricorso alle armi e solo alle armi per fare cessare i conflitti. Certamente la diplomazia richiede un grande sforzo, richiede sostegno da parte dell'opinione pubblica, richiede trasparenza, richiede pazienza, no? Tutti elementi che possono invece essere facilmente spazzati velocemente via quando si decide di ricorrere ai conflitti come soluzione delle controversie, appunto quello che la nostra Costituzione ripudia. Quindi credo che noi dobbiamo riprendere e rilanciare fortemente nel dibattito pubblico, tra di noi, i valori espressi dall'articolo 11, piuttosto che cercare di aggirarli in nome di una facile retorica del riarmo che può solo avvelenare ulteriormente il già delicatissimo scenario internazionale. Dicevo prima, ormai sono già caduti dei tabù importanti, no? Quelli sul possibile utilizzo di armi nucleari come conflitto possibile, strumenti di utilizzo possibile. Se questa dovesse essere la direzione, non potrebbe, a mio parere, che trascinarci irrimediabilmente verso scenari geopolitici non solo imprevedibili, ma anche decisamente drammatici. Per questo credo che il richiamo profondo ai valori dell'articolo 11, a quello che i costituenti e le costituenti hanno voluto consegnarci, alla posizione di quella norma come principio fondamentale e fondativo della nostra Repubblica, non possa essere eluso e debba diventare e rimanere un patrimonio comune di tutte e tutti noi, anche e soprattutto nel dibattito pubblico, quando parliamo, quando affrontiamo questi temi.